Passiamo al secondo filmato che diciamo è il punto centrale di questa serata, perché è il festeggiato, in poche parole, il memorial appunto a Franco Landi, che si è speso tanto, no, perché era mio marito, ma si è speso tanto per la sua città e ha dato tutto se stesso affinché appunto tutti potevano ricordarsi di lui, e questo appunto stasera è il risultato. Allora Franco con alcune sue fotografie e con la sua voce, la sua bella voce, che recita La livella di Totò. Via. Franco Landi con La livella e le foto durante la sua vita artistica. C'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo e marmori di Vicenza. Quest'anno mi è capitata un'avventura dopo aver compiuto il triste omaggio. Madonna, se ci pensi, che paura. Ma poi facette l'anima e coraggio. Ho fatto e chi statemi a sentire. S'avvicinava l'ora da chiusura e io tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Vi dormo in pace, nobile marchese, signore di Rovigo e di Daglioni, ardimentosi eroi di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ostemmo a corona in coppa a tutte, sotto una croce fatte lampadine, 3 mazzi rose, una lista di lutte, cannella, cannelotto e 6. Ma proprio azzeccata tomba sto signore, ci stava una tomba piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, e per segno solamente una crocella. E in coppa la croce appena si leggeva Esposito Gennaro Netturbino. Guardandola che pena mi facevo sto morto senza manco il nome. Questa è la vita in capo a me pensare, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Madonna si aspettava che pure la tua moglie era pezzente. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte e rimanette inchiuso prigioniero, morte e paura, innanzi ai cannalotti. Tutto un tratto che rechi lontano, 2 ombre avvicinasse alla parte mia. Pensai, sto fatto a me ma pare strano, sto incuscetato d'uomo o è fantasia? Guarda che fantasia, ero marchese, con tuba, caramelle e copastrano, che la tappessa issa in bruttannese, tutto fetiente con una scopa a mano. E quello certamente è Don Gennaro, morto poverello, scupatore. In questo fatto io mi ci veco chiaro, su morte e servire in acchiestore. Potevano stare quasi un palmo quando Marchese si fermai e botto, sapote e tomo calmo calmo, dicette a Don Gennaro: giovanotto, da voi vorrei sapervi le carogne con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente, fan dopo quindi che cercate un fosso fra i vostri pari e fra la vostra gente. Signor Marchese,
Non è colpa mia. Io non l'avessi fatto che sto morto. Mia moglie è stata affastata e se ricchi potevo fare se ero morto. Se fosse vivo che faria contento, pigliasse la casciolella che quattrosse e proprio mo, in questo momento, me ne trasisse in danata fossa. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato intitolato, avrei già dato piglia alla violenza. E fammi vedere, e piglia sta violenza. La verità, Marché, mi so scucciato. E si perde la pazienza. Mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti crede di essere? Non Dio. Carin, dopo capire che siamo quale morto sei tu e morto so pure io. Ognuno come è nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che di natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Ma tu vuoi Natale vaschi di fanini? Ma tu vuoi mettere in capo in ta cervella che stai nata ancora di fantasia? A morto sai che è una rivella. Un re, un magistrato, un gran uomo. La sera sto cancello ha fatto punto che ha perso tutta la vita. Tu non ti hai fatto ancora chi sto conto. Perciò stammi a sentire. Non fuori stivo. Sopportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciato e fanno su dei vivi. Noi siamo seri, apparteniamo alla morte. Grazie a tutti, grazie. Questo era Franco, una persona, un artista che a 360 gradi ha dato sempre tutto se stesso e sempre con tanta umiltà, e questo lui mi ha insegnato, mi ha lasciato come insegnamento, mi ha appunto sempre raccomandato, mi raccomando, facendo questo lavoro usa sempre l'umiltà, ed io lo faccio e siamo qua. Grazie.